Innanzitutto voglio ringraziare Dolomiti Film, nella fattispecie l'amico compagno di Venture, ingegner Venesoni, che ci riprende. Tengo in mano questo Depliant perché questo Depliant è la testimonianza vivente della 48esima edizione del Trofeo Frigerio. Quel 19 marzo 1969 io c'ero e sono tuttora qua. E sono molto contento perché abbiamo portato a termine oggi, 17 settembre 2017, la 48esima edizione del Trofeo Frigerio. Qui c'è scritto tutto, come puoi vedere, 48esimo Trofeo Ugo Frigerio, organizzazione Nuovo Atlete Castro, della quale io sono portavoce e parte integrante dalla sua nascita. Benissimo, vogliamo ricordare anche che tutto il lavoro che facciamo per la marcia quest'anno, come sempre, ai mondiali di atletica leggera svoltosi a Londra, l'unica medaglia conquistata dagli colori azzurri è stata Antonella Palmisano, terza classificata nella 20 km femminile. Benissimo, detto questo, il Trofeo Frigerio, il suo spirito è quello della promozione, la promozione di questa disciplina che si chiama marcia. Noi cominciamo con gli esordienti, io sono solito dire e mi diverto molto dire che anche l'attività della marcia è come la scuola, si comincia dalla scuola materna, che sono gli esordienti B e C, che sono bambini che vanno dai 6 ai 7-8 anni, e si prosegue poi con i ragazzi, con i cadetti e con gli allievi, che sono relativamente riferiti alle scuole medie e superiori. Dopodiché, dopo le superiori, noi come Trofeo Frigerio li abbandoniamo perché passano nelle categorie superiori, e nelle categorie superiori non è più una questione di promozione, ma è una questione di raccolta dei prodotti seminati. Io sono molto contento di essere vivo e di essere qui ancora una volta con voi per poter raccontare queste cose. Lo ripeto, c'è scritto, l'edizione è la 48esima, speriamo nella 49esima e speriamo anche nella 50esima, che sarebbe mezzo secolo di vita per questo trofeo, che è partito per un'idea del signor Mauro Meneguzzo, purtroppo perso molto prematuramente, è morto a 49 anni, dopo la medaglia di Maurizio da Milano alle Olimpiadi di Mosca. Bene, l'idea è stata perché c'era un po' di crisi in Lombardia, facciamo un trofeo, era morto l'anno precedente Ugo Frigerio, che voglio ricordare, 3 medaglie d'oro ai Giochi Olimpici, un oro nei 3000, un oro nei 10.000 e l'edizione dopo un altro oro ancora sui 10.000. Ha fatto poi anche un bronzo nella 50 km. Bene, lui era nato nel 1901, è morto nel 1968 e dal 69 noi gli dedichiamo in suo onore questo Trofeo Frigerio, che ha dato tanti risultati. Se voi scorrete gli annuari dell'atletica e del Trofeo Frigerio vedrete che il Trofeo Frigerio ha prodotto Didoni, Perricelli, Ivano Brugnetti, campione mondiale e campione olimpico 2004 ad Atene, e poi tanti altri che pur non essendo medagliati hanno fatto la nazionale. Per esempio Elisa Rigaudo, pur essendo di Mondovì in Piemonte, con il suo allenatore Mario Bianco veniva ad imparare la marcia al Trofeo Frigerio. Bene, questo è il sunto molto veloce del Trofeo Frigerio. Abbiamo concluso la 48esima edizione, la 49esima posso dire che inizierà a gennaio 2018 a Caravaggio in una prova chiamata Prologo. Vedo passare davanti a me Paolo Rosa, che sarà l'organizzatore della prova che si svolgerà a Genova presumibilmente nel mese di febbraio. Paolo Rosa mi piacerebbe che dicesse
che facesse una sua considerazione in merito al trofeo Gofrigerio. Lui è un grande amico, ha avuto traversie di salute, è stato lontano un pochettino dalla marcia fisicamente, ma lo spirito è sempre stato presente. E sentiamo da Paolo Rosa cosa pensa. Intanto che confermi che a febbraio farà la prova a Genova in Conso Italia e poi cosa pensa del Frigerio. Certamente io ringrazio Pietro anche di della solita opportunità che mi dà. Il trofeo Frigerio per me innanzitutto è Pietro Pastorini, per me viene in prima persona l'amico, la persona che rispetto in primo luogo. Il trofeo Frigerio quest'anno a Genova lo stiamo riorganizzando. Abbiamo già cominciato da qualche mese a mettere le basi per poter svolgere questa manifestazione. Mi auguro che si faccia sempre nello stesso modo che abbiamo svolto gli altri anni, sperando nella clemenza del tempo, perché noi comunque non siamo in questo periodo. La nostra manifestazione normalmente cerchiamo di metterla all'inizio stagione, e quindi nei primi giorni di febbraio per scelta logistica, anche perché Genova si presta un pochettino nel clima un po' più favorevole di quel periodo. Del Trofeo Frigerio ritengo che sia una manifestazione assolutamente stupenda per chi l'ha ideata, per chi l'ha portata avanti per tutti questi anni, che è sempre stato Pietro Pastorini con Renato Cortinovis tutti gli altri amici che si sono dati una mano per poter portare avanti tutta questa organizzazione, che non è di poco conto, perché è molto semplice vedere una gara così, ma dietro c'è un sacco di lavoro. E Renato stamattina ha detto che è venuto alle 4:30, quindi questo ti fa capire quanto è duro fare queste cose, che normalmente anche per chi organizza è molto difficile, perché nessuno riconosce queste cose qua, sono tutti molto venali in tutte le cose. Io parlo a livello economico, perché comunque è necessario anche trovare qualche risorsa economica. Ritengo che il Frigerio sia la manifestazione più bella che poteva essere messa in pista per i ragazzi che iniziano a fare dell'attività sportiva, perché è un'attività, è una manifestazione che aggrega. Basta vedere i ragazzini che non vedono l'ora di vedersi. Io sono venuto stamattina con dei ragazzi di Genova e hanno incontrato dei loro compagni che hanno incontrato in tutte le manifestazioni svolte quest'anno, non vedevano l'ora di vedersi, quindi questo qua è molto bello. Ritengo che spero la cosa vada avanti. Il mio impegno con Pietro era quello di festeggiare il suo 50° Frigerio l'anno prossimo, cioè nel 2019, e mi auguro di poterlo portare avanti con l'auspicio di essergli sempre vicino col mio modesto contributo. È un grande contributo, lui è modesto, prosa. Io nella mia gente, siccome lui si chiama Paolo Rosa, metto la P davanti, prosa. Lui è molto gentile e molto modesto, è un grande ritorno per noi, perché Paolo, oltre ad essere materialmente collaborativo, è sicuramente collaborativo. Io lo sento sempre vicino, quando mi telefona mi riempie sempre di complimenti, e questo qui dà la forza per continuare. Grazie Grazie a te, Paolo, Pietro. grazie a voi tutti, Grazie. arrivederci nel 2018.